Terza corsa, cavalli di 3 anni non vincitori di 2000 euro in carriera, sono in 13 dopo il ritiro del numero 4. 1 Dominance, Andrea Bigliardi, 2 Diablo GV, Salvatore Valentino, 3 Duchessa La Torre, Marco Stefani, 5 Dior Alter, Matteo Orlando, 6 Danger, Marco Basile, in seconda fila 7 Dreamwork, Antonio Dinardo, 8 Dakota Pax, Marco Guzzinati, 9 Dea Light, Maurizio Cheli, 10 De Gheio Gio, Mattia Ricci, 11 Darling Lady, Fabrizio Faedi, 12 Diogene, Vittorio Viti. Terza fila 13 Dante BF, Gennaro Mitrano, 14 Donna di Cuore VN, Tommaso Gambino. Molto indietro Diogene. Vediamo anche l'errore di Dante BF. È veloce Diablo GV che prende il comando nei confronti numero di 5 Dior Alter squalificato. L'incertezza da parte anche di Dior Alter che viene squalificato. Vediamo a largo, gran partenza di Donna di Cuori VN che Tommaso Gambino porta subito vicino ai primi e va all'attacco di Diablo GV dopo 15,7 i primi 200 metri. Numero 11 Darling Lady e passa al comando con il numero 14 Donna di Cuore VN, Tommaso Gambino. Ha un po' sorpresa, è il nuovo battistrada dopo 350 metri, intanto i 400 vanno via in 31 appena abbondante. Sempre in vantaggio questa figlia di Adrian Chip, in seconda posizione Diablo GV, mentre c'è un po' di caos in mezzo al gruppo, un paio di rotture. Numero Arriviamo 8 ai Dakota 600 Pax in squalificato. 46,5. Passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Donna di Cuori VN che viene attaccata dal favorito Dreamwork, che è il nuovo battistrada, terzo battistrada che cambia dopo un giro. Poi avanza anche il numero 10 di De Gheio Joe, sempre seconda alla corda, Donne di Cuori VN davanti a Diablo GV, poi Dominas. Siamo ormai a compimento del chilometro che Antonio Dinardo percorre in 1,17,5. Dreamwork in vantaggio su... Intanto c'è di schianto Donna di Cuori VN sul numero 10 di De Gheio Joe che si è sistemata seconda davanti a Diablo GV. Siamo sull'ultima curva con Dreamwork che è sempre in vantaggio, ma Mattia Ricci sposta all'esterno De Gheio Joe. Poi si avvicina anche Diablo GV al pari di Dominaz. Siamo a 200 metri dalla conclusione con in vantaggio Dreamwork che tenta lo stacco. Ci prova De Gheio Joe, si avvicina anche Diablo GV. Siamo a 100 metri dalla conclusione, insiste De Gheio Joe ed è De Gheio Joe che viene a vincere davanti a Dreamwork al terzo Diablo GV a precedere Dominance. Quindi vittoria, prima vittoria in carriera, 1,17,2 la media al chilometro per De Gheio Joe, una figlia di Famous November e Tatanka Joe, cavallo fatto in casa da Mattia Ricci per la scuderia Limitless che raddoppia quindi come scuderia. E viene a vincere molto bene battendo il favorito Dreamwork, buon terzo Diablo GV.